Il governo italiano ha dato luce verde al piano regolatore del porto di Trieste. Si tratta di un passo importante che permetterà di intervenire anche strutturalmente sullo scalo giuliano. Resta ancora l'incognita del rigassificatore. Silvia Sterno. Il piano regolatore del porto di Trieste ha ottenuto il doppio via libera da parte dei ministeri italiani dei beni culturali e dell'ambiente. Il decreto, sottoscritto dai due dicasteri, rappresenta l'ultimo passaggio di un iter sofferto iniziato nel 2009, che sblocca la realizzazione di una serie di infrastrutture strategiche per la crescita e la competitività dello scalo giuliano. Lo scorso 26 giugno era già arrivato il parere positivo della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale via VAS. Inoltre, nell'ambito della procedura di consultazione sugli impatti trasfrontalieri, l'ok era anche già arrivato dal Ministero dell'Ambiente e della Pianificazione Territoriale della Repubblica di Slovenia. Con quest'ultima luce verde si sbloccano infrastrutture strategiche per Trieste, quali l'ampliamento del Molo Settimo e il trasferimento del punto franco a Noghera e Fernetti. Resta ora ancora l'incognita del rigassificatore. Il piano non prevede esplicitamente la realizzazione dell'impianto, ma disegna nella zona interessata un'area a destinazione energetica. Sul progetto è atteso a metà settembre il parere del Ministero dello Sviluppo Economico e molto, secondo il commissario del porto Zeno D'Agostino, dipenderà dalla sorte progettuale del metanodotto collegato al rigassificatore. Se questa struttura verrà bocciata, ha detto, il rigassificatore perderà la sua ragione d'essere. Ricordiamo che il precedente piano regolatore portuale risale al 1957. Inutile dire che in 60 anni le prospettive e le priorità dello scalo sono completamente mutate. Ora, per l'ok definitivo al piano regolatore, manca solo il protocollo d'intesa con la regione Friuli Venezia Giulia, che dovrebbe arrivare in un paio di mesi.